Sull'incontro di ieri avvenuto da parte dell'assessore regionale Di Mauro con una delegazione dei cittadini di Agrigento, riceviamo questo comunicato stampa. L'assessore regionale all'energia Di Mauro, il capo della protezione civile Salvo Cocina e il capo di gabinetto della presidenza della regione San Martano hanno incontrato ieri una delegazione di associazioni e cittadini civici provenienti dalle province di Enna, Caltanissetta e Agrigento, con al centro della riunione la grave crisi idrica che sta affliggendo in particolare queste zone dell'isola. Dopo aver ascoltato con attenzione le problematiche sollevate dai rappresentanti delle comunità siciliane, comprese le perplessità manifestate sull'efficienza operativa della società di gestione delle risorse idriche, l'assessore Di Mauro ha illustrato gli interventi per affrontare le criticità, tra cui la perforazione di nuovi pozzi, l'acquisto di autobotti e vari interventi sulle reti idriche già avviate dalla regione siciliana con i 20 milioni stanziati dopo la dichiarazione dello stato di emergenza. Sono stati inoltre stanziati 39 milioni all'interno del bilancio regionale e previsti ulteriori 56 milioni circa nelle variazioni di bilancio attualmente all'esame dell'ARS, da destinare al rifacimento delle reti idriche della città di Agrigento e Caltanissetta. Infine è stato già inviato al Governo nazionale un secondo piano di interventi del valore di 66 milioni di euro che verrà finanziato con risorse nazionali e regionali. È stata inoltre ribadita la determinazione del governo Schifani a riattivare attraverso le procedure d'urgenza i 3 dissalatori di Porto Empedocle, Trapani e Gela e installare 3 moduli temporanei di dissalazione entro il prossimo mese di giugno. Assicurare la disponibilità dell'acqua ai siciliani e alle attività produttive è una priorità assoluta del mio governo e continuiamo a lavorare senza sosta per questo obiettivo. Questo è il commento del presidente della regione Schifani, non presente alla riunione in quanto impegnato in aula all'ARS per l'esame del disegno di legge sulle variazioni di bilancio. Schifani continua affermando: stiamo individuando in tempi strettissimi le risorse necessarie con fondi regionali e il supporto dell'esecutivo nazionale da destinare agli interventi più immediati. Sappiamo che è una corsa contro il tempo, vista l'inclemenza del clima, ma non ci fermeremo. Come nell'esecutivo regionale ha affermato l'assessore Di Mauro, stiamo facendo tutto il possibile per adempiere ai nostri compiti. Tuttavia, continua l'assessore agrigentino, è importante ricordare che i sindaci che fanno parte delle ATI devono impegnarsi in prima persona, ognuno deve fare la propria parte. Come regione, continua Di Mauro, oltre a mettere a disposizione i fondi, abbiamo il dovere di vigilare sulle assemblee territoriali idriche, di lavorare affinché le tariffe rimangano le più basse possibili, ma da chi governa i territori ci aspettiamo un coinvolgimento maggiore. Stiamo vivendo una grande emergenza che non dà segnali di cessazione, questo quanto affermato dal capo della protezione civile Cocina, e per questo motivo sono state disposte notevoli risorse finanziate, mirate e avviati svariati interventi per rendere efficienti e utilizzare centinaia di pozzi, trivellarne di nuovi, sistemare le traverse sui fiumi e riparare le perdite. Tuttavia, continua Cocina, quello già ribadito anche quando venne ad Agrigento, rinnovo l'appello ai sindaci che conoscono il territorio, a cui chiedo di individuare ancora fonti alternative di approvvigionamento dei nuovi pozzi, programmare gli interventi più urgenti alle reti idriche. Come regione saremo pronti a finanziare immediatamente i progetti che ci verranno sottoposti, così come fatto finora con circa 80 riunioni della cabina di regia, che è il massimo organo di coordinamento istituito dal presidente della regione Schifani.